di Donato, faccio l'operatore olistico di mestiere e oggi parliamo un po' di scienza. Ma perché la scienza di frontiera, quella ultima, parliamo di neuroscienze e di fisica, ci sta dando delle bellissime risposte e sta effettivamente cominciando a tirare fuori teorie e spiegazioni che in realtà dicono quello che noi dicevamo da qualche millennio a questa parte, ma vabbè. Caso recente. Arriva una persona, dolore alle ginocchia, fa guarda c'ho dolore alle ginocchia, ci si può lavorare? Io metto le mani avanti, guarda non sono medico, tu hai già chiesto al medico? Questa persona mi risponde sì sì, guarda ho già chiesto al medico, non sa che fare, ha detto che sono normali i dolori della crescita, tu puoi fare qualcosa? Ok, vabbè dai, hai già informato il medico, sei seguito, quindi non ti sto rapendo, ok, dalla medicina ufficiale. Bene, vediamo un po' se si può fare qualcosa. Vado in lettura, andiamo in scansione con l'etere. Cosa c'è nelle ginocchia? Dove trovo la dissonanza, l'aspetto inquinato dell'etere? Muscoli, tendini, nervoso. Non sembra il nervoso, tendini, muscoli, sì, però parte da un punto un po' più in alto. Vabbè, andiamo dentro. Che emozione c'è in quel punto? Che emozione si va a scaricare in quelle ginocchia? Paura. Boh, ok. L'emozione della paura. Perché la paura? Esce fuori un'immagine, un evento. Dico, guarda, boh, so pazzo, gliene parlo, sarà questa, non sarà questa. Anche questa persona è un po' perplessa, però mi conferma un attimo la situazione. E allora lavori sulla paura. Perché la paura? Allora, uno potrebbe obiettare che le emozioni non c'entrano nulla. Ok, scolleghiamo la testa dal corpo, facciamo finta che non c'entri niente. Questo è stato il pensiero che ha dominato il mainstream fino al secolo scorso, fino a un ventennio fa. Ragazzi, anche il mainstream ha cambiato opinione. Chiusa parentesi. Le emozioni ti influenzano e come. Ci sono anche numerose ricerche in tal senso. Chiusa parentesi, non è il mio ambito. Però due puntini sono interessanti. Chimicamente che cosa succede? Se c'è una carenza di magnesio, ma anche di altri oligoelementi come il sodio, come il potassio e a monte iodio e boro che permettono invece il corretto assorbimento di quelli che ho citato prima, magnesio, sodio e potassio, che cosa succede? Dolore muscolare. Questo lo dice la scienza, ok? Questa è la spiegazione fisica e media se non ci sono lesioni in corso. Ok, ma a questo punto c'è un'altra domanda. Prima di cominciare a prendere chili di integratori, facciamoci una domanda. Perché il corpo ne ha carenza? Perché di questo non mi viene data risposta. Ok. Ma non è che è il caos nelle emozioni oppure un'emozione molto intensa, ma che va a far questo, chiudi le porte, entra in modalità lotta-fuga, che ti fa consumare così tante risorse per cui poi a monte il muscolo si irrigidisce? Puntini puntini, che c'entra la paura? Beh, in medicina tradizionale cinese la paura è associata all'elemento acqua e quindi ai fluidi corporei, all'acqua corporea, alla circolazione dell'acqua nel corpo. Ah dai! E quindi i reni, che sono l'organo dell'acqua di per sé, reni vescica, può essere che soprattutto nel caso dei reni trattengano l'acqua perché sotto un effetto di lotta fuga, paura, lotta fuga, la reazione dei reni assorbi acqua, anche se di poco i tessuti si impoveriscono, incrementa il consumo degli oligoelementi base e a quel punto parte anche il dolore. Ma allora, come si diceva un tempo, no? Metamedicina e tanti altri, allora il dolore è un segnale che ti sta dicendo, oh, spia d'allarme, che succede? Fai dei cambiamenti, affronta la paura, coraggio. E infatti poi, insomma, questa era una persona molto giovane, effettivamente c'era la paura di crescere, di responsabilizzarsi, di diventare adulto addirittura. Altro che, a mio avviso, dolore della crescita. Puntini, puntini, puntini. E quindi lì a quel punto il gioco è quello, lavorare la causa a monte, prenderne atto e
cambiare un po' la chimica interiore, ma non la chimica biologica, la chimica dell'anima. Puntini, puntini, puntini. Capite ora perché mi interessa la scienza? Perché quando comincia a spiegarmi come funziona il calcio, il magnesio, il boro che poi permette l'assorbimento di bla bla, mi sta dicendo come nella materia l'anima va a interfacciarsi con la vita. È tutto interconnesso, capite? Non c'è uno spirito separato dalla materia. Quello che tu vivi dentro di te si manifesta in questo corpo. Puntini, puntini, puntini. Ma lo fa attraverso leggi e processi fisici. E per cui anche come operatore delle energie capire come funzionano due cose ti spalanca la mente. A quel punto, quando vai in scansione, dai, con aspetti eterici di energie sottili, vai a vederti anche quello. E quando vai a lavorare con le energie, non lavori un sentimento e basta, non lavori un organo, un meridiano, un chakra e basta, lavori tutto quello che ci sta dietro e che hai imparato a conoscere. E qui ti cambia tantissimo, perché un conto è dire, che so, l'agopunto Min Meng che regola i reni, ok, prendo il campo del Min Meng, lavoro il Min Meng per sfiammare la paura in eccesso. È un'ipotesi, eh? Ma se, ok, nella mia immagine interiore di operatore, Min Meng, reni, acqua, oligoelementi, come lavora l'emozione dentro, si sommano tutti insieme in modo chiaro e limpido, a quel punto ci lavoro con aspetti di forze eteriche, è un mondo. È molto di più, è molto molto di più che non lavorare soltanto quel punto, che non lavorare soltanto l'etere di quell'organo, che non lavorare soltanto l'emozione in se stessa. E qui sta la bellezza. Ed è anche quello, a mio avviso, il motivo per cui so che a tanti fa noia, però in tanti percorsi, parlo di, che dicono alternativi, si fa poi anatomia. Ma quando capisci cosa c'è dietro ti dà tantissimo. Aperta parentesi, io ho scelto di portare aspetti di anatomia nei corsi di ricalibrazione soltanto nella formazione operatori. Sì, poi ci faccio i workshop sull'anatomia eterica accessibili più facilmente, ok. Però idealmente dico, prima impara a domare la mente, poi impara a sentire, poi impara a lavorare con le forze, a questo punto studia l'anatomia. Perché se no è un po' come dire, so tutto in teoria ma non so cosa farne. No, boh, prima gestione interiore, boh, poi te ne fai. Dai, questo era un esempio, ovviamente, ribadisco il concetto che la ricalibrazione planetaria, l'operatore olistico, eccetera, eccetera, lavorano sulle risorse vitali e quello che ho appena spiegato è lavorare sulle risorse vitali, non è sostituzione medica, ovviamente. Grazie e alla prossima.